Un sorpasso azzardato ad alta velocità, il contachilometri che si ferma ad oltre 140 km orari. L'impatto è devastante, l'auto, la BMW, si accartoccia sul platano. Eralda Spaillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17, perdono la vita intrappolate in quell'inferno. La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. Saranno indagati per omicidio stradale i conducenti delle due auto. Un atto pressoché obbligato. Si tratta di Michele Tatani, 19 anni, alla guida della BMW, grave all'ospedale di Treviso, e il coetaneo conducente della Polo rintracciato dopo ore dai carabinieri di Conegliano. Quest'ultimo, ma sarà la magistratura a decidere, rischia anche l'omissione di soccorso, al vaglio la posizione degli occupanti della stessa macchina. Lungo via Sant'Antonino non ci sono telecamere di sicurezza. Alla base della tragedia forse una bravata, un sorpasso, poi quell'istante in cui le due auto si toccano, la BMW si schianta. Tutto il resto è da ricostruire. Certo che la Polo non rimane nel luogo del sinistro. I ragazzi chiamano il 118, poi si allontanano, forse tornano a casa. Ora gli investigatori stanno cercando altri testimoni oculari. Verrà inoltre disposta una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro, per verificare l'eventuale nesso di causalità tra il contatto tra le due vetture e l'uscita di strada della BMW, spiega Marco Martani, capo della Procura di Treviso. Non solo, sono stati effettuati gli accertamenti di rito sui due conducenti, alcol test e assunzioni di sostanze stupefacenti, tenendo conto che il 19enne alla guida della Polo è stato rintracciato e sottoposto ai test dopo diverse ore dalla tragedia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Gabriella Cama. Stabili le condizioni di Michele, ricoverato all'ospedale di Treviso. La situazione è stabile, pensiamo che possa andare anche in miglioramento. È chiaro che aspettiamo qualche giorno per essere più certi di questo. Daniel, l'altro giovanissimo a bordo della BMW, ha invece subito un intervento chirurgico all'Angelo di Mestre. Anche le sue condizioni, seppur gravi, sarebbero in leggero miglioramento. Sui social le foto, i sorrisi delle due vittime. Un anno fa Barbara aveva postato un TikTok, un video stilizzato in cui chiedeva al fidanzato di andare piano in macchina. Un gioco che oggi suona come la sinistra profezia di un destino troppo crudele.